Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti cari ascoltatori, scusate l'intrusione, ma benvenuti a un'edizione speciale di Liberamente, a un'altra diciamo pillola incursione del sottoscritto, ma perché oggi dovevamo per forza salutare degli amici particolari, molto particolari, degli amici tra virgolette diciamo, e questi amici particolari sono questo gruppo evidentemente pro PAL, visto il tenore dei messaggi rilasciati, che stamattina ha provato con moderato successo ad hackerarci. Sì, perché ci hanno hackerato nella nostra veste di immagine, cioè sul sito, scusate, sul canale 252 del Digitale Terrestre su cui andiamo, sulla diretta sul nostro sito, su tutti gli streaming che c'è in tutte le app, e voi sapete che mentre vi proponiamo i nostri contenuti anche video, abbiamo la buona creanza giornalistica di far scorrere in sovraimpressione le agenzie per aggiornarvi anche sulla cronaca, mentre vi diamo diciamo i nostri commenti e le nostre opinioni sulla cronaca medesima. Ebbene, stamattina nella fascia dove in genere scorrono le agenzie, questi amici amiconi che salutiamo con grande calore hanno rilasciato alcuni messaggi. Apparivano in sovrimpressione i seguenti messaggi di testo. Chiediamo il cessate il fuoco immediato e la liberazione della Palestina e dell'Iran. Free Palestine. Come hanno poi indagato in queste ore i nostri tecnici, questo gruppo, chiunque ci sia dietro, chiunque sia stato, è intervenuto alterando diciamo il codice delle agenzie medesime e quindi ha hackerato appunto questa fascia di news quotidiane che vi trasmettiamo. E noi diciamo a questi amici, a questi amiconi, che siamo d'accordo. Prendiamo soprattutto la seconda parte. Noi siamo assolutamente per la liberazione della Palestina, nella fattispecie per la liberazione della Palestina dagli sgherri nazi islamici di Hamas, che opprimono anzitutto i civili palestinesi, che usano anzitutto come scudi umani i civili palestinesi, che ricercano, virgolettato dei capi di Hamas, anzitutto il sangue dei civili palestinesi, che gettano dai tetti o torturano in quanto omosessuali gli omosessuali palestinesi, che opprimono le donne obbligandole a tutti i codicilli e le vessazioni della Sharia, anzitutto le donne palestinesi, che si danno all'organizzazione di simpatiche azioni come il pogrom del 7 ottobre, dove entrano nelle case di civili, in questo caso israeliani. Per i nostri amiconi valgono meno o non valgono, per noi valgono quanto i civili palestinesi, e si danno alla pazza gioia dello sgozzamento di infanti, tra le altre cose. Noi siamo assolutamente per la liberazione della Palestina da costoro, ma noi siamo anche per la liberazione dell'Iran, del glorioso popolo iraniano, della gloriosa storia iraniana, dai tiranni nazi islamici che si chiamano Ayatollah e che oggi opprimono in primis il popolo iraniano, che impiccano pubblicamente gli omosessuali in quanto omosessuali, anzitutto iraniani, che sfracellano il cranio alle donne, non se mettono, scusate, se non mettono il velo, ma se lo mettono male, se si intravede una percentuale di capelli eccessiva, e sono donne iraniane, che imprigionano dissidenti intellettuali che reputano di esprimersi contro il potere politico, li incarcerano senza giusto processo, li torturano, li fanno sparire nelle loro orrende prigioni, e sono dissidenti in gran parte iraniani, e che sempre i suddetti gentiluomini si sono dati coi soldi che potevano essere investiti per il benessere del popolo iraniano ad allestire quella piovra del terrore che contempla appunto Hamas, da usare come manovalanza dell'orrore contro i civili israeliani, che contempla Hezbollah per da decenni sparare missili razzi contro i civili israeliani, che contemplava la tenuta del regime di Assad, che per fortuna è franato, per fortuna in questo caso del popolo siriano, perché noi eravamo anche per la liberazione della Siria, che contempla gli Houthi che ostacolano il libero commercio
consenso globale, noi siamo per la liberazione dell'Iran da questi tagliagole criminali, ma anche per la prima parte del messaggio che hanno reputato di lasciarci i nostri amici. Noi siamo assolutamente per un cessate il fuoco immediato, l'unico possibile, che è quello descritto dal presidente Trump, cioè il cessate il fuoco immediato che ha come precondizione la resa incondizionata del criminale in capo, la guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, e di tutta la gerarchia degli Ayatollah per restituire libertà agli iraniani e sicurezza agli israeliani. Quindi siamo a favore del cessate il fuoco se c'è la resa incondizionata dei criminali ayatollah, teocrati totalitari, pluriassassini. Tornando invece ai nostri amiconi che risalutiamo calorosamente, in coda hanno lasciato anche un altro messaggio dove riferivano, bontà loro, che Radio Libertà augurava a tutti buon Pride perché nessun partito politico può dettare chi siete o cosa fate. Beh, siamo assolutamente d'accordo. Qui al massimo siamo contro l'ideologia wokista LGBTQ, che è tutt'altro paio di maniche, ma noi siamo a favore dei Pride. E qual è l'unico stato del Medio Oriente in cui si può tenere un Pride? Pensa un po', Israele. E quindi buon Pride, assolutamente condividiamo. E nessun partito politico, tantomeno nessun partito politico islamico, nessuna polizia morale islamica come c'è in Iran, nessuna banda di tagliagole, si chiami Hamas o come volete voi, può dettarvi quello che siete. Quindi, cari amici, vi prendiamo in parola e siamo per liberare Palestina, Iran, mondo da tutti gli assassini islamisti. Ciao, un salutone amici! Tra un manifesto e lo specchio